salvezza praticamente acquisita per il Vado, lo stesso non si può dire dell'Imperia, che si presenta al Chittolina con il solo obiettivo di portarne via almeno uno. Gara vivace fin da subito e dopo lo 0-1 fallito da Canovi, l'1-0 realizzato da Edo Capra, che punisce la sua ex squadra ma non esulta. L'Imperia si butta in avanti a testa bassa, ma si scopre già al 25esimo. Allora, su una ripartenza locale, la formazione di Solari trova il 2-0 con la finalizzazione di Galvagno dopo i 40 metri, palla al piede indisturbato di Cattaneo. Galvagno e Capra potrebbero addirittura portare a 3 le reti del Vado già nella ripresa, ma il primo sbaglia, il secondo cerca la giocata raffinata. Non arriva al 3-0, ma arriva al 2-1, perché l'ultima immagine del primo tempo è la conclusione di Cassata, che riapre la partita da un senso ai secondi 45 minuti, che iniziano però con il 3-1 di Cenci, che si fa largo in area e batte Caruso per la terza volta. La gara sembra già chiusa, è solo il secondo minuto, ma 60 secondi più tardi Cassata viene pescato sul filo del fuorigioco. La posizione è giudicata buona e l'Imperia riapre ancora la partita, di cui in poi però poche grosse occasioni. Al 22esimo la conclusione di Giglio mette in difficoltà Cirillo, che deve chiudere anche su Cassata. Il Vado prova a chiuderla con Lobosco, che non riesce a indirizzare bene il pallonetto sull'uscita di Caruso. L'ultimo timido tentativo è di Coppola, poi più nulla. Il Vado si salva, l'Imperia si inguaia.